Siamo qui ad un congresso importante, una regione dove la CISL, da che è nata, ha avuto sempre una rappresentanza, direi, imponente e quindi ha sempre accompagnato la storia della CISL confederale con un ruolo sostanziale, fondamentale, direi. Quindi gli stessi numeri dei delegati ci danno il segno della importanza e della delicatezza dell'assise che stiamo celebrando. Tutt'altro che un rito ripetitivo, ma un'occasione per consolidare legami, passioni, ma soprattutto per rafforzare la linea politica dell'organizzazione sul territorio regionale, che è stata ben inquadrata nella poderosa relazione del segretario Paglini, completamente condivisibile e perfettamente incastonata all'interno del progetto politico della nostra organizzazione, che non più tardi di ieri ha conseguito un risultato straordinario, direi storico. L'approvazione da parte del Senato della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, quindi finalmente una norma che dopo 77 anni da che fu promulgata la Costituzione repubblicana tendeva di essere portata a sintesi. Una norma fondamentale per noi della CISL, perché sulla tesi partecipativa nacque la CISL. Il fondatore Pastore si staccò dal sindacato unitario, dando corpo a questa organizzazione nuova che aveva proprio alla base la valorizzazione della leva contrattuale e il suo completamento meglio attraverso un ruolo diverso dei lavoratori, che diventavano parte fondamentale della gestione dell'impresa stessa. Un sogno che diventa realtà, che rafforzerà ovviamente il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno delle imprese e come conseguenza anche delle rappresentanze dei lavoratori stessi. Ovviamente rafforzare la contrattazione significa più diritti e più salario per noi, in un paese dove la questione salariale si sente, soprattutto la sentiamo in questa fase congressuale che stiamo vivendo con molto trasporto, con molta convinzione anche rispetto ai temi che abbiamo messo all'attenzione delle delegate e dei delegati. Partecipazione organizzativa, partecipazione gestionale, partecipazione consultiva, partecipazione economico-finanziaria. Sono 4 traiettorie importanti che la legge assume, è una sfida importante anche per il sindacato, che dovrà vigilare affinché venga messa in pratica, ma che individua il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come quel luogo deputato a che le aziende non glissino rispetto a quanto il legislatore ha deciso ieri. Quindi, come è giusto che sia, siamo soddisfatti e soprattutto non poteva essere miglior viatico quello di una promulgazione durante la stagione congressuale, a ridosso del grande congresso confederale, che premia l'organizzazione, premia la linea politica prima di Luigi Sbarra e oggi di Daniela Fumarola, che hanno fortemente creduto in questa opzione strategica da mettere in campo. Ovviamente premia anche la fiducia che oltre 400.000 persone hanno dato alla nostra organizzazione quando si sono avvicinati ai nostri gazebo e hanno sottoscritto insieme a noi questa richiesta al nostro Parlamento, in una stagione in cui la consapevolezza era quella che le norme di iniziativa popolare non avessero mai avuto troppa attenzione da parte dell'istituzione parlamentare. Così non è stato.
e quindi è un momento importante, è un momento di cui la nostra organizzazione deve poter far tesoro e lo farà, e che cambia molto nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Se fossi un lavoratore in un'azienda oggi mi sveglierei più sereno proprio perché c'è questa opportunità di poter accompagnare la vita delle imprese in modo completamente diverso da com'era sino ad avanti ieri sera.